Ci sono testimonianze dirette sulle virtù eroiche, sulla vita e sul presunto miracolo compiuto da Giovanni Paolo I nella documentazione che domani sarà consegnata alla Congregazione per le Cause dei Santi a Roma. Riparte da qui il processo sul miracolo di Papa Luciani che spalanca le porte alla beatificazione di Albino. Domani ricorre il centenario della nascita del Papa e a Canale d'Agordo si prevede una folla di pellegrini, la maggior parte dei quali da fuori provincia. I fedeli arriveranno anche da Vittorio Veneto, diocesi di Albino Luciani, vescovo fino al 1970. Noi ci auguriamo che la sua santità venga riconosciuta. Siamo in attesa e preghiamo perché il Signore conceda che venga presto riconosciuto beato e dichiarato beato dalla Chiesa. Il vescovo di Vittorio Veneto ricorda le qualità di Papa Luciani, su tutte l'umiltà. Un uomo molto umile, molto semplice, un uomo molto fermo però nei suoi principi e contemporaneamente però anche capace di riconoscere le argomentazioni e i valori e i motivi per cui la Chiesa gli chiedeva alcuni impegni. Un Papa molto vicino alla gente, soprattutto ai poveri e a chi attraversava momenti di difficoltà. Penso alle tante volte che egli si affiancò agli operai che vivevano momenti di crisi e di disoccupazione, oppure agli incontri con gente molto semplice, a cui dedicava attenzione e cura. In occasione del centenario Poste Italiane celebrerà la ricorrenza con l'emissione di un francobollo commemorativo e di uno speciale annullo postale.